saluti a tutti, su Benito Rauso a Litteras, sul programma di EIA TV per questioni della letteratura dei sardos. Oggi pure siamo in suo ex ma in Castello che ti tornavo grazie per la sua ospitalità in questo bello luogo, in questa città di Manna de Sardegna, e oggi siamo in pari a un'amica, una poetessa famata e stimata, Anna Cristina Serra de Sant'Asilo e Monti. Benvenuta. Benagattauso e grazie del suo convito. A tu, con piacere oggi questionavo di poesia, questa è l'ultima vaina di Cristina, sa Luna Cantadora, una recorta di poesia, sa che devo bollo che si da presentare issa, vero? Ah. Dita si questionavo in questo libro. Ma non che non doiate un argomento come tennai che diona da sinna da gente differente, se s'amore prima di tutto, s'amore in generale pure, no? Posa terra sicuramente e poi su chi da sempre credo che sia stato l'argomento della poesia, cioè il sentito dei someni, quindi non doiate un viharrubio, doiate un vaghetto di tutto. De gusto. Prima di gusto hai già pubblicato altri libri di poesia, sì. Vollas, Sopra su primo, poi Vollas su secondo e poi con questo nareoso che è su da 13, quindi su numero e poi ho fatto anche un'altra cosa. E nell'altro spuro è questione di argomento vario. Sì, no, su che Vollas specialmente da popolazio poi entrò in minisilloge, quindi donna a recorta vittica, ecco, tenia da mancare, no? Però sempre, secondo me questa poesia non viaggia per argomento, viaggia per canari che si sceratissa e quindi devo ripongo commenti. E fai bene. Io volevo raccontare una cosa forse sì, curiosa. Tu devi scrivere in sardo rasi scerau o te nasci di aici naturali? No, devo a verità ho cominciato con il gioco, proprio il gioco. E poi invece mi sono accattata che questa cosa che mi ha cambiato la vita, che mi ha donato proprio un altro modo di vivere. E forse proprio voi che comincia con il gioco e non perché ti dà imposto che qualcuno. Fuori un'esigenza pure, però a questa verità, ho avuto un'esigenza. E dopo se sta mostrando come un umore che poi non ti posso dare più del manco. Ma secondo te che sta scritto in italiano forse che sta dentro per lettori, per gente che si appassiona da... Ma non scio questo è difficile ad un'ai, perché tanto perché si fa questa domanda, poi sei italiano non scritto in inglese o poi non scritto in libro per cristiana da senso mondo, no, io credo che invece sia sul contrario, che questa lingua sia sul mondo e quindi con questa lingua tu puoi contare di avere una cosa che ti appartiene, che puoi comparare con gli altri e che c'è ti gusto questa appartenere, perché nessuno di noi può donare su che non tenete, c'è su che tenete, non sono di meta le cose di onai. Ma magari te comprendi che non ti sei spentita. No, ma manco con nulla. Sa vita tua è una vita capillata sa poesia, non scetti scrienti, ma fino a tu hai vinto vari premi, oggi sei in Parigi giuria del premio letterario in Sardegna. Come è questo mondo dei premi letterari in Sardegna? È un mondo poco connoto, poi si accosta quando si accosta, ecco, a chi si accosta non si andiamo a pruso, in una maniera o in un'altra si che a parlare, a donare, a si confrontare. Però come tu scesi benissimo, pare che mi da volta quando si impara di una lingua che non è questa lingua che l'altro si riconosce, cioè quando uno impara su sardo, sia una cosa che ti papone in un currunconi, quindi i media non ti hanno i media abbiamo uso solito, non ti hanno poco importanza, poco diffusione. Però il premio letterario sostenenti una balletoria a manna invece nel suo cammino della lingua, della letteratura ed è potere su sentito proprio
chi voi ona da su a una letteratura. Ci da medas, penso che sia noi uno 100 per premio letterario, però ognuno vitti come hanno, ovviamente non funti tutti uguali, è certo, lui ha differenza, però tutti, sia rispettivo che hanno, danno una funzione. Hanno abilità di poter il premio letterario puro, però si andate più vai, pago non proprio con affetto, perché devo engio del premio letterario, se segua intro, perché è una famiglia. Però io ho toccato perché anche una cosa per usare noi, poi vai in modo che cammini in vinza in maniera più. E di fatti si immagina Reuso, suggerio, consigliavo un'altra domanda che abbiamo proprio accanto di vai, ma sul mondo dei giovani, non sapi giocare, la tua abitanta, e questo premio, è una cosa che sta inserendisi, c'è tipo un giriceddo di poeta, se funti sempre curioso, o so per i puro? Sì, da questo mi dovrei conto, se tocca a fare cose proprio mirate, poi me dannante, sa cose proprio gusta, no? Vinciti sempre proprio, ma vinciti perché sei proprio bravo, quindi una giuria che si agatta da esaminare una poesia, non può dire tanto si da toccare a fare altre cose, sempre in giro del premio letterario, però i giovani pure non fanno in medas, però si lo accostano con curiosità e poi orienti educausa, levausa, dove potevai per esempio esempio del suo premio letterario dei Scrocca, che ora è stata da 3 edizioni, che proprio una da entrega da SPPU che cresce, che si adoppia, che è SPPU di tutta la Sardegna, che pensa proprio cosa, si confrontano, cioè cresce in un pago intro di questo mondo, però tornai, poi io tocca capire che tu funti giovani che si accostano a questa poesia, pure, non scelta questa poesia in sardo, ma a questa poesia. È questo che è male a comprendere, Ecco, è male questa questione. È manna, però devo essere meta di accordo con tu, in sunai che spremi sono appantata dentro una parte in manna, in fortiamento del suo sardo, e se ho di accordo fino a in sunai che deve pensare a un grasi, a una maniera no, a si propone. Sicuramente. Poi tutto questo ragionamento si accappia da finza sul discorso della lingua, della cultura, che ne ha bisogno di conoscere, di tornare a fare girare. Tu proprio in questo sentito, Pozzunai ha fatto fino a un traballo di Gicca, di Fueddos, di Bidatua e ha pubblicato un dizionario. Come te nasce questa travaina? Belle battu, questi su nomine che voi fionai, vinza se non pago brulla a questo traballo e nasce di una doppio con un'esigenza di appoderare vinza se scueddo su de Donna Ida. Mo non entravo su questo argomento dell'lingua sarda comune, una meta se non si interessa, no? Però c'è questa esigenza di appoderare su chi è su nostro e quindi chi Donna Ida si è fatto un traballo poi dopo torna da essere, no, già di torna dall'ompi in un'altra maniera, poi è un traballo non c'è di circa di Fueddos, ma vinza se un pago narioso con una castiata, vinza se antropologica, poi dove entrano un montone di altre cose. E è una cosa che mi dà una soddisfazione in me, è una cosa che canto l'ubio, insomma. Io credo un traballo bello, te ne hai ragione, che ti ha fatto Donna Ida una cosa tutto tornato a Comune, si è accabata. Certo. Dipende da un'azienda manna fuori. Certo, ma si può sempre vai. Certo, se usa tempo ancora. E tu sei collaborando con giornali, riviste, se pensando all'Acana, se scrivi articoli, ma hai mai pensato di scrivere un conto, un romanzo, un conto lungo in sardo? O da se già hai fatto, non è senso cadasci? Ma questo è una cosa, fra cosa è amico non senti niente, no? E quindi tocca dare questa verità. No, ha cominciato a fare anche una cosa, però devo tenere un rapporto, non pago come tennai, non riuscivo che sia da strano, oppure che sia potuto studiare con questa scrittura, che la so vai uno perché da issa, e quindi aperto il suo tempo, se ogni cosa nasce quando è il suo tempo su, ed è insomma venire a una cosa penso sia curiosa, vai, che riguarda sul mondo dei sceminas, sul mondo di intro dei sceminas, mi ha da prage, ma non scio poi che si erriti, che nasce da un'altra cosa, insomma in cuni esti, e non ne ha tante.
Se uso già se rendi mi tocca da ti fare l'ultima pregunta. Non va che do brigata, insomma, che adesso su disegno tu un po' grasi, poi giovano sardo su di oide, grasi. Ah, su disegno poi giovano adesso prima di tutto che è santa torna a tennis, a coscienza dei tavunti e dei tenenti, dessa azienda che funti issusu, che funti un'azienda, questa terra nostra, questo coro nostro, tutto, ma dessa azienda che tiene in tivuro e che non si spanti, che torrenti a questa azienda, che sono sicura che antagattai pruso, come ti sia da potinai, pruso scrugiosos a intro dengune che non ci candido. Intanto grazie a Anna Cristina per essere bene a Zagatai, da noi de Castello de su Exma, si dona appuntamento a un'altra puntata dell'Itteras sul programma di EIA TV, pochissimo della letteratura dei Sardus, a Sibiria tra volta. A Sibiria in buon'ora.